Ha perso il controllo dell'auto a causa del ghiaccio che ricopriva l'asfalto ed è finita contro un auto articolato che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Così è morta stamani Giulia Salviato, 32 anni, di Favaro Veneto, che a bordo della sua Opel stava viaggiando da Mestre verso San Donà. Ancora un incidente lungo la Triestina e ancora una volta nei pressi del casinò di Canoghera, che si sta rivelando un punto particolarmente maledetto se si considera che soltanto 10 mesi fa, in situazioni analoghe, perse la vita anche Nicola Lorenzon, 26 anni, di Chiarano. In quella circostanza il sinistro si verificò all'ora di pranzo, quello di stamani poco dopo le 9:30. Orario diverso, stesso destino. Oggi come allora non c'è stato nulla da fare per la conducente dell'auto. Nonostante i soccorsi immediati con i medici del SUEM e i vigili del fuoco di Mestre, che subito dopo l'allarme si sono precipitati sul posto. Inevitabili disagi al traffico, contenuti grazie al piano di emergenza disposto dalla polizia locale e dagli operatori dell'ANAS, con deviazione a Tessera per chi arrivava da Mestre e a Porte Grandi per chi sopraggiungeva da San Donà. Soltanto poco prima dell'1 il tratto in cui si è verificato l'incidente è stato riaperto al transito.